Inizia male l'anno nuovo per il movimento 9 dicembre. Nel corso della notte i ladri sono penetrati nel gazebo del presidio padovano della zona industriale, portando via la cassa e un fornetto microonde. Danneggiata anche la struttura che ospita durante il giorno i dimostranti. Stanotte si sono intrufolati all'interno facendo dei danni sulla struttura e portando via anche determinati materiali, compresa la cassetta delle mance, un forno a microonde, creando dei danni sulla struttura a noi prestata da persone che ci sostengono. I ladri sono entrati in azione anche a Vittorio Veneto. Uno o più sconosciuti hanno rubato dalla cassa 200 euro, le offerte della gente per sostenere la protesta. Ma tutto questo non è bastevole a fermare il movimento. Noi stiamo cercando di creare qualcosa che possa volgere ovviamente al futuro in qualcosa di meglio per tutti quanti, dall'imprenditore al disoccupato, al pensionato, per tutti quanti. Noi siamo qua per tutti. Si sta lavorando molto anche per migliorare l'organizzazione e il coordinamento fra i vari presidi. Qui si sta coordinando una segreteria dove faranno capo altri presidi in modo da creare una rete in cui ci possiamo organizzare, fare dei movimenti, qualcosa, ma tutti assieme. Importante l'appuntamento di sabato prossimo a Soave, dove si riuniranno tutti i comitati nazionali. Nel corso della riunione verranno nominati i responsabili regionali e provinciali del movimento. Anche i finanziamenti, afferma il leader veneto Lucio Chiavegato, arriveranno non appena avremo assunto una forma giuridica precisa.